Senti. Recording is on. Ok, eccoci qua a questo incontro. Diamo un'occhiata all'email di Vincenzo Prediletto. Allora, Vincenzo Prediletto nella seconda frase, la prima è giusta, nella seconda scrive a ieri tutto unito con l'accento sulla E, sulla vocale E. A ieri va scritto diviso e l'accento sulla E non necessita. Pomeriggio unisci a Cussei me amici, tra cui c'era Laura alla quale ci dissi tu sì, bravo, l'ha fatto giusto. Tu sì per mia, un'amica speciale e ida mi rispondevo sì, pure tu? Lo sì per mia. Ma è bravo Vincenzo, ma qua no, sta cosa mi insospettisce. Qua non è che poi vi fate aiutare da qualche professore. Allora, Vincenzo Prediletto è professore di lettere. Devi tenere presente questo. allora, Vincenzo Prediletto ha azzeccato tutte e tre le cose, perché io in questa seconda frase che ho messo dopo, vi ho messo il 6 in italiano, tre tipologie di 6, 6 numeri, numero. E poi c'è il 6 verbo, tu sei, io sono, tu sei, egli è. E c'era il sì, perché 6 si scrive sì in dialetto, no? E il sì affermativo tipo sì, no. Allora, Vincenzo Prediletto li ha azzeccati tutti perché il 6 numero in siciliano si scrive sempre 6, come in italiano. 6 verbo? Il sì, Sì. che differenzia il contrapposto del no, diciamo, si scrive con l'accento, con l'accentino sulla I accentata, non con, Quindi è accentata, non allora con io, l'avicetto, con l'accentino. quindi io ho sbagliato. Il 6 verbo, perché si scrive sì con l'avicetto, con l'apocope. Perché con l'apocope? Perché il 6, cioè tu sì, È io sono, tu contratto. sei, deriva sicuramente da sie, alcuni dicono da sine, quindi c'è la caduta del ne o della e si mette l'avicetto. E Vincenzo Prediletto l'ha fatto giusto, ha distinto questi modi del sì. Quindi io ho sbagliato. Questa cosa che io vedevo il gesto della testa di uno di voi l'ha scritta Stefania Rizzo. Nella traduzione che ha fatto Stefania Rizzo, che anche lei ha scritto a ieri tutto unito. A ieri. A ieri, invece no, è a ieri, sono due parole. Dopo ti menziono, io niscivi con 6 miei amici e in frachisti si trovava Laura e ci dissi, ascoltate, chi tu ci dissi, tu sini per me una confidenti speciali, tu sine, lei ha scritto tu sini, quindi nel dialetto parlato, lei è della zona di Frazzanò, nel dialetto parlato suo, lei ha accentuato questo suono, sini, tu sini. E io mi rispondevo, a così sia, pure tu lusini per me. Quindi Stefania Rizzo, che è della zona di Frazzanò, usa dire tu sini. Capito? Quindi sta cosa, Pasquale, che volevi dire? In Calabria dicono cusini. Ma io come... Allora, Flavia Grifò. Allora, Flavia Grifò ha scritto oggi è una bella giornata, oggi è italiano. Vabbè, comunque, oggi è una bella giornata. E piccio. No, non sia con l'amico, non è questa. Non è questa.
Non è questa. È la prima frase, stiamo guardando. Ciao A ieri, Caterina. a ieri pomeriggio. Questa Allora. è quella di prima. Ma non l'abbiamo corretta quella di prima. A ieri pomeriggio, Niscia con 6 amici. E questa? A ieri pomeriggio. Questo Niscia come... con 6... Calma, calma. Tu l'hai scritta per email, fammi guardare. A ieri l'hai scritto tutto unito e sono due parole. A ieri. Pomeriggio, Niscia con 6 amici miei. C'era pure Laura e ci dissi, tu, Mimia, sì, un'amica. No, Pilmia, è sbagliato, Pilmia. Mia, sì, un'amica. Allora, un'amica, tu non ci hai messo la feresi nella N, perché l'articolo indeterminativo femminile di amica è una. Se tu non ci metti la U, ci devi mettere la feresi. Speciali. E Ida mi rispondeu, sì, che però tu hai messo una I normale, pure tu, sì, speciali per mia, e però tu, in tu sì, non hai messo l'apocope, perché come abbiamo detto, ci va messa l'apocope in quanto c'è la Quindi caduta. sì, devo mettere l'asticella. L'avicetto devi mettere perché c'è la caduta, capito? Perché tu sei. Allora aspetta che mi si mostra ieri appresso Tu sì. Angelo Sarzano. Allora, ovviamente noi abbiamo un alunno spiritosone che ha completato con un ulteriore Enrico. Aspetta, dove ce l'ho scritto? Io ovviamente quella frase l'ho inventata perché ci dovevo ficcare il 6 in tutti e tre i modi. Angelo Sarzana invece scrivo. A ieri, sempre tutto unito, appresso menziono, niscivi con 6 amici miei, e in ciaissi, ecco, ciaissi. Iddi, ho sbagliato io a battere. Dovevo scrivere Iddi. Perché quando si parla, allora c'è una cosa in italiano che anche in italiano sbagliano tutti. Io una volta quando andavo a scuola, la mia professoressa mi ha insegnato che quando è riferito a persone si dice loro, quando è riferito agli animali si dice essi. Però è una cosa che non usa nessuno, si riferiscono alle persone e dicono essi sempre. Ma Sì. e quindi c'è Iddi, non c'è Issi. Comunque, c'era Laura a cui ci dissi, tu sì, per mia un'amica speciale, e Ida mi ha rispondevo, sì, tu pure lo sì, per mia. Però qua avete capito quello che io vi ho detto? Sì, il sì ce l'hai messo l'accento col punto esclamativo, però nel tu sei verbo tu hai messo sì senza vicetto, senza pocope. Allora, dunque, dove eravamo? Poi Angelo Sarzana continua questa frase che io avevo inventato, che ero uscito con 6 amici, così, ho detto tu sei un amico speciale, sì pure tu lo sei per me, non saccio picchi, lo marito, si sentiamo assai e ne volia pigliare a palati. A palate? A palate. E che sarebbe a palate? A palate, colpi di pala, palate. Si potrebbe dire a moffi. Attimpulate. Attimpulate. Tempolate sono schiaffi. Allora, E palate su bastonate. Palate su bastonate. quindi un'altra cosa, un altro errore che vedo, per esempio, Caterina Panarello, che è al telefono, non so con chi sta parlando, ha scritto tu sì per mia na mica, non so se vedete, no, questo ve lo devo mostrare. Lo vedete qua? Lo vedete? Ha fatto apicetto na perché giustamente c'è la caduta della U.
Però anziché poi apostrofare l'articolo indeterminativo con amica, in amica gli ha levato la e non ci ha messo niente. Quindi vuol dire tu sei un'amica, mica, cioè senza A, no amica, un'amica. Ti sei scordata la A o l'amicetta, una dei due. Caterina Panarello. E poi, Come si scrive Tossina amica? certo, non così, cioè la parola è amica. Se ci levi la A, devi segnare che gli hai levato la A. Qua non c'è segnato niente. Poi dice, Ida mi rispondio. Ora in italiano si dice rispondere, però in siciliano è a rispondere. Quindi se tu scrivi mi rispondio e c'è la caduta della A, tu devi mettere l'avicetto, la doppia consonante, cioè la doppia R, perché la parola è a rispondio, non rispondio. Noi diciamo rispondio perché Ho sbagliato tutto. io stavo correggendo quello di Caterina Panarello. Io ho sbagliato tutto allora. Non lo so, allora la tua dove la dovevo vedere? L'ho vista già, non mi ricordo dove la dovevo vedere, dove ah, me l'ha condivisa qua in WhatsApp. Allora andiamo su WhatsApp. Oggi è Nabella. Ah, Cettina, ora vegnato casette di ricchi. In siciliano come si dice bella? Bella. Ah, brava. E in nano gli hai messo la feresi. Giornata e perché sto decidia che vai arriba. Perché? Arriva un mare. Ma no, arriva. E poi io ho sempre detto che non esistono le preposizioni articolate, ma sono preposizioni composte dalla preposizione e dall'articolo. Quindi non si dice o, si dice alu. Ah, io. Alù Arriva un Mari. mare. No, Mari. Aspetta quanto levo qua, si arresta una finestrella che va proprio davanti alla tua faccia e non ti vedevo. Poi, Sbagliai tutto cose, Flavia. aspetta, arrivigliarmi. Ora, Arrivigliamme. godendomi usuli, già U che è l'articolo, Lu. e cade la L e devi mettere l'apicetto. A ieri riuscì con 6 amici, te quali, dovevi metterci anche la N e l'apicetto. Ne uguali. C'era Laura, a quali ci dissi? A quali ci dissi? No, non è a quale, A cui? vabbè. Alla quale. A quale. Per esempio, qualcuno mi ha scritto al apostrofo amica, una cosa del genere. E no, perché allo, alla è italiano, quindi in siciliano è a, lu, a, la, a, li. Alla quale ci devi mettere. No, a è l'apostrofo quello che viene. Un'amica speciale è idea. No, ma tu hai scritto proprio così alla me ne frego, tanto mi pigli in giro. Quattro, Cettina, quattro. Quattro è rimandata a settembre. E idea mi rispondevo. Non c'è più il mandato. Sì, ai miei tempi si rimandava. Sì, pure tu, sì per mia, senza picetta e senza niente. Pure tu, Lucy. Comunque ora io voglio capire, ti interrogo a te Cettina, hai capito la differenza fra sei numero, sei sì affermativo e sei verbo? Ripeti, come si scrivono? Lucy ci devi mettere l'accento. Allora, no, il sì che è contrapposto al no con l'accento affermativo. Il verbo si scrive sì e si mette L'avicetto, l'apocope, l'apocafo. Il apocope. numero si mette numero. Il numero si scrive 6 perché 6, 6, 7, Sì. 8, 9, 10. Ok? Va bene, e questa l'abbiamo capita. Che dubbi avete ancora? La peggiore della classe, va. No.
ne hanno scritte cavolate anche gli altri. Allora, dunque, fate sbagli solitamente doppio consonante Io resto col dubbio. Poi le traduciva pure Allora, le altre dubbio, cose. aspetta, ascoltiamo il dubbio di Angelo. Dimmi. È a ieri. Perché dovrei scrivere a ieri? Scriverei ieri a sto punto. Non si sente. Allora, a ieri, a ieri, a ieri. Ora vediamo, cerchiamo il dizionario etimologico. Come non senti, Flavia? Non ci senti? No, non ho sentito Angelo. A te ti sento. Stavo dicendo, non capisco perché dovrei scrivere a e poi ieri, cioè divisi, e, e a ieri non è una parola intera, perché a questo punto se dovessi scriverlo diviso, potrei benissimo non mettere la A. No, A perché meno noi, che noi in dialetto diciamo a ieri, a oggi. In italiano non ce la mettiamo là, no, ma in dialetto no, lo io facciamo. a oggi non lo direi oggi, ma ieri direi a ieri. Ma noi a Messina diciamo a ieri, a oggi, che mangiaste ieri, che mangiai a oggi. È vero, No, io Cettina? Noi ci Sì. mettiamo quella A. A ieri sì, a oggi non Che mi dà. fai a oggi? Che facciamo a oggi? Ne scemo? Tipo, noi diciamo a No, oggi, oggi non tanto, a ieri sì. ma pure a oggi. Oggi. Allora, comunque, facciamo così, cerchiamolo su internet. Perché purtroppo questi dizionari etimologici servono per capire l'etimologia della parola, ma se sono scritti in siciliano e poi la parola inizia con una consonante diversa da quella che tu pensi, non lo trovi. Come si scrive oggi in Sicilia? No, vediamo che esce. oggi. Altre varianti comuni includono oi o oi. L'espressione a giornata d'oi, la giornata di oggi, capito? Perché a è una particella che tu aggiungi. Traduzione di oggi in siciliano. Oggi. Poi, Capito? Perché oggi si scrive oi, non si scrive a oi. Poi, poi, E quindi se tu... O io non la dito mai in dialetto. poi. Ma vabbè, loro la zona di Palermo lo dicono. Bisogna vedere pure le zone tante volte, questo è il discorso. Infatti tu nella frase che c'era Poi. scritto oggi è una bella giornata, hai scritto oggi è una bella giornata. Invece in Ma quella dove io ho messo ieri pomeriggio, tutti hanno scritto a ieri dopo di A mezzanotte, ieri. a ieri, però a ieri va diviso. perché? a ieri. Ieri noi E allora diciamo a aspetta, ieri. come scrivi? Non era A oggi, era ieri. ieri. Come si scrive ieri? Oggi A no. A ieri. oggi non Come si diciamo. scrive ieri in siciliano? A ieri. A Allora, ieri sì, ma oggi no. aerei o aieri, entrambe le forme sono corrette e ampiamente utilizzate. Aerei, vino, rimenanni. Vabbè, Beh, probabilmente sbaglio io, ragazzi, avete ragione voi, sai? Eh sì. licenza poetica. No, probabilmente sbaglio io. Perché si dovrebbe fare a ieri? A Allora, cerchiamo ieri. A, B, C, D.
Allora, questo che è etimologico non si trova. Certo. Però io c'ho qua salvato un dizionario nel file, un attimo, un dizionario, dunque, grammatica siciliana, giovedì, esercizi, carissi, quaderni, la differenza tra... Mannaggia, io c'avevo un dizionario. Dov'è? Forse in libri, un attimo. Allora, cerchiamo così. Dizionario. Avevo io salvato sto dizionario che me l'avevano mandato. Io pure, ma l'ho perduto, non so dove è finito. E io non lo sto trovando. È vero che ce l'avevamo, mannaggia la miseria. Vediamo se Sì, è qua in cartella libri. Traina nuovo vocabolario siciliano. è Oh, in PDF, vero? sì, traina, ora te lo giro. Ora ve lo Grazie. metto ora. Dunque, allora cerchiamo siciliano e italiano. Allora. Ah. A bruciare allora. Sono arrivata dopo, torniamo indietro, scusate un attimo. Allora, aiuto, a ieri, giusto, si scrive a ieri tutto unito, ma a ieri il giorno prossimo passato, ieri. Ah, vedi, si può scrivere anche ieri, si può scrivere in tutti e due i modi, però secondo me, sai... Allora, aspetta che vi fotografo qua questa cosa e ve lo faccio vedere nella chat. Allora, seminario. Allora, vi fotografo questa parte. Allora, potete aprire la chat del seminario, vi ho copiato. Allora, c'è scritto a ieri, il giorno prossimo passato, poi porta a ieri mattina, a ieri sera o a ieri sera o arsira, ieri sera, Arsira. a ieri notte. L'aucio a ieri o avanteri, ieri l'altro o avantieri o dinanzi ieri e alcune volte l'altro ieri, benché questo però nel primo rigo dopo dice il giorno prossimo passato fa 2 punti ieri che è l'italiano e però dà anche la versione ieri senza la A. E qua da solo con la I. Ieri. E comunque, e la dà tutta una parola, sì. A ieri. Boh. Va bene, ha ragione Angelo. Però farò delle ricerche, anzi chiederò Lumi a chi ne sa più di me su questa cosa. Va bene, altre domande? Io direi ora di fermarci però col seminario. Ah, che peccato. No, vogliamo continuare, e però dobbiamo proporre qualcosa per
Non so se avete delle lacune in qualche aspetto particolare della grammatica. Allora, io lo volevo trovare qua, FG. Però qua è come cercare un ago in un pagliaio. Mi devo mettere a guardarlo tutto foglio per foglio sto dizionario, perché se no... Va bene, allora cosa proponete? Dunque, io veramente ancora ho da fare molto per il premio. Vabbè, sospendiamo per ora. Che Quindi non fate il so. 3? Ah? Che fate il 3? Allora Flavia, tu parli e dici che fate il 3, però Caterina Pannarello faceva un gesto con la mano come se stesse parlando, solo che io a Caterina non la sento perché lei ha il microfono chiuso. Quindi io vedevo Caterina con la voce di Flavia. Caterina non riesce ad accendere il microfono. Ma con chi parla? Con noi? Boh, prima era il telefono. Anche io. Ti No, ho Caterina chiesto che Pannarello, fate il ora si 3. sta facendo un soliloquio. Caterina, non ti sentiamo, devi accendere il microfono. Ma parla con mia. Ma la senti a Caterina che parla tu? No, perché ha un microfono chiuso. Caterina, devi aprire sto microfono, mannella miseria. Ma io Allora, ce l'ho acceso il microfono. il microfono è l'icona, ma ci segue. Sta combinando. Lo devo spegnere. Aspetta, È la no, prima No, icona. sta parlando con Caterina. ma Caterina Ah. non capisce. Aspetta, non ci telefono. Caterina, microfono. Sì, domani non mi apre, dice non mi apre. Devi cliccare sull'icona, quella là col microfono. È la prima. E niente, Caterina, che ti posso fare? E prova, tanto provi. Allora, Pasqua è la prossima domenica. Guardiamo il calendario. Peccato che non si è collegata Stefania Rizzo, ma sicuramente si sentirà la registrazione. Allora, Pasqua è... Aspetta. Domenica prossima, il 5. Il C. È il 5. Allora, a voi che giorno di settimana vi viene meglio? Io sono pensionato. Parlo con gli altri. Allora, oggi che è martedì, Sì. Sì. facciamo sempre di martedì. Facciamo martedì 14 aprile. Aspetta, vediamo dov'è la mia agendina. Aspetta che recupero la mia agendina. Vediamo se c'ho date segnate. Secondo. Allora. Martedì 14 aprile. Ok, non c'è niente al momento. Però facciamo una cosa, io mi invento le frasi da qui a domani, però voi mandatemele subito, non fate che me le mandate poi quel giorno stesso, perché io poi non ho il tempo di preparare le correzioni, Hai capito? ragione. Quindi tanto ci sono più di una settimana. Ok. Quindi, quando è la riunione? Il 14? Abbiamo detto facciamo il 14, martedì 14, sempre alle 16, ore 16, seminario. Flavia, scusa, come si chiama il vocabolario che ti piace? Aspetta, ora provo a condividerlo. Allora, la chat, dov'è la chat? La chat, dove l'abbiamo messa la chat? Aspetta un minuto, lo apro dal computer.